Bella ragazzi, sto per mostrarvi un gambetto da giocare col nero tra l'altro. Che... No, ho sbagliato, scherzavo. Un gambettone che è la fine del mondo. Fatti aggiornare la pagina perché mi sa che qui si è impallato. Un gambettone ragazzi, incredibile, incredibile. Guardate come metterete KO tutti i vostri avversari se qualcuno accetta la mia sfida in modalità amichevole. Ok, abbiamo trovato un coraggioso, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Andiamo. Questo gambetto è eccezionale, che spinge l'avversario a catturare e a questo punto, solo a questo punto, dopo che lui spingerà D5, uscirà fuori una variante totalmente a molla con D6, cavalli che si insinuano all'interno delle debolezze che si sono create. Ma che ne sapete? Ok, bene, questo è interessante. Questo è molto interessante. Andiamo a fare qualcosa con questi cavalli. Forse questa, senza forse, non mi piace tanto. Ecco, adesso mi piace di più. Questo alfiere lo dobbiamo assolutamente eliminare, dobbiamo prenderci questa casa che è ormai nelle nostre mani. E va bene, adesso non so in che modo lui vorrà scacciare questo cavallo da qui, non ne ho idea. Fatto sta che questa... mi piacerebbe mettere un cavallo qui più che un alfiere. Però vabbè dai, non è che si può avere tutto dalla vita. Intanto ci mettiamo l'alfiere. Poi ci mettiamo un cavallo, attacchi vari sulle varie colonne. Esatto. Vai, dammi anche l'alfiere scuro, che sarò molto felice. Ma molto, 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 molto. Se fai G3 vado in H3, tanto sono sostenuto dal mio alfiere. Anzi, c'è anche questa, in realtà, cavallo G2, che farò subito. Farò subito. Cavallo G2. Cavallo G2 ha il suo perché. Cavallo G2 ha il suo perché. Ok, posso scegliere di mettere l'alfiere ancora in posizione più solida. Cara donna, ti faremo uscire in questo modo. Ok, chiaramente devo catturare poi col pedone in F, scacco. Il re andrà in D3. Oh, che scelta coraggiosa. Che scelta coraggiosa. Andrà in E1. E ora mi piacerebbe spingere. Una serie di scelte coraggiose. Una serie di scelte coraggiose. Potrei spingere qui, prima che lui prenda iniziativa con robe strane. Va bene, fatta. Il mio piano è questo, rompere le scatole. E se ti faccio così, tu vuoi raddoppiare le torri, già capito. Già capito che tipo sei tu, così. Su questa devi tipo tornare indietro. Ah, tu vuoi raddoppiare le torri. Ti ho sgamato. Ti ho beccato. In che modo lo posso impedire? Sto cercando di ragionare, ma no, al momento non vedo niente. Niente su... Dovrò fare torre F8, ma è la cosa più triste che ci sia. Oppure me ne frego, sinceramente. Su raddoppio me ne frego, spingo. Io me ne frego, senti. Me ne frego. Chi se ne frega di quel pedone F7? Cioè, piuttosto che giocare sulla difensiva... No, dico bene, ragazzi. Mamma mia, il potere di questo gambetto. Il potere di questo gambetto è devastante. È devastante. Via, via, via. Non ce ne frega niente. I pedoni per noi sono... valgono nulla. Ora bisogna capire se scacco, che sembra molto buona. Oppure catturare. Tac, sembra altrettanto buona. Sì, qui bisogna catturare. In questo modo
In questo modo riusciamo anche ad aprire questo e dopo mi diverto io. Esatto. Esatto, allora, vediamo se c'è qualcosa di più bello nell'aereo, ma credo che questa per ora vinca. Scacco se il re si no, deve andare tipo in E1. No, non può, deve andare sulla... che brutta, che brutta. Se va qua, peggio che peggio. Ragazzi, ragazzi. Niente, abbandonato il potere di questo gambetto. Il potere di questo gambetto devastante, devastante. Andiamo a farne un'altra. Altra partitona, attenzione, è fortissimo il mio avversario, 2002. E anche lui decide di accettare il nostro gambettone. Sono tutti dei grandi... Ok. Facciamo sempre il nostro dovere. Chissà come giocherai. Su questa cade il pedone centrale. Di che non te l'aspettavi, di che ti sto annullando tutta la tua preparazione teorica grazie a questo gambettone. C'è anche il cavallo C6. Ok. Se io ti catturo subito, per esempio, cosa potrà mai accadere? Dico così, chiedo per un amico. Ah, c'era quella. C'era quella. E se tu quando mi fai questa qui, io ti catturo la torre, poi ti catturo l'alfiere, il computer come la giudicherà? Ok, lo scopriremo solo vivendo. Al massimo ti faccio uno scacchino così e poi perdo la donna però. Quindi ti dovrei fare così, così. Così, senti. Non ho voglia di addentrarmi in troppe complicazioni. Solfiere di 2. Donna C5 dovrebbe andare bene. Neanche? Mazza, sei tu che vai in complicazioni però. Sei tu che vai in complicazioni. Facciamo così. D5 presa al varco, D3. D5 o B5 per togliere il cavallo, però poi ho questo pedone sotto, il che non sarebbe un problema. B5 mi piace di più. Cade questo, poi c'ho alfiere B7. Mamma mia che gioco complicato che sta uscendo fuori. Mi sa che non piace troppo al mio avversario. Non piace per nulla. Mazzarola, anche tu, certo che sei un tipo pericoloso anche tu, eh? Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ah, hai capito alla fine che cosa mi ha fatto? Hai capito cosa mi ha fatto? Mi ha fatto il giochino. Mi ha fatto l'inganno della cadrega. Bravo. Bravo Gino. Ok, mi ha fatto l'inganno della cadrega, mi ha fatto. Va bene. Bene, tiriamo fuori questi cavalli. Posso arroccare e non pensarci mai più per il resto della mia vita? Questa non posso ancora farla. Questa... Sì, oddio, questa posso farla in realtà. Non so cosa. Comunque se cambia, cambio, cade G2. Ok, adesso può farla invece. Ma va bene. A un certo punto... A meno che ti cambio subito e rimango con quel pedone lì, ma... Non so che futuro possa avere quel pedone. Vabbè dai, facciamo così. Pigliatelo e la finiamo qui. Questa bagianata. Tu continui a rompere le balls e quindi mi costringi a fare manovre difensive. Comunque si vede che è forte, eh? Ok. Ah, non l'avevo visto che c'era questa roba qui. E vabbè, va bene così. Sto forte alfiere mi avrebbe fatto comodo.
Mi avrebbe fatto parecchio comodo. Facciamo il pre-move. Anche se c'è ora c'è... Forse alfiere B4. No, non so se è buona. È complicata, ma non so se... Questo cavallo qui è molto forte. Non so cosa sta pensando. Sicuramente sta pensando a qualche manovra devastante. A me non vengono troppe idee, onestamente. Quindi, ok, intanto siamo con un bel +1 che ce lo teniamo. Attacco su questo punto, mi tocca fare F5. Ci sarà qualche sacrifice, ci sarà qualcosa di strano nell'aria? Chi lo sa? Cavallo qui, oppure... poco tempo per calcolare miliardi di cose, oppure cavallo qui e controlliamo un po' di case scure e lo cambiamo col suo, per esempio. Potrebbe essere male, non potrebbe essere male. Tac, mi entra in settima con la torre, quindi mi costringe a fare prima così e poi eventualmente a togliere il cavallo, che tra l'altro adesso c'è questa dannazione. No, non c'era, è vero, non c'era ancora. Due alfieri che sono una spina nel sedere. Questi due alfieri sono una spina in the seder. In the seder. In der Geger. E va bene, facciamo quello che bisognava fare. Non lo so, non lo so. No, I don't know. I don't know. Mamma mia, che decisioni sofferte. Che decisioni sofferte, ragazzi. La sofferitudine, incredibile. Incredibile, oserei dire. E qui raddoppia le torri, è finita. Qui raddoppia le torri e mi sa che è finita. Non voglio pensarci, non voglio pensare a nulla, voglio solo cambiare un paio di alfieri. Voglio pensare a nulla. Vai via. Demonio. E adesso c'è... bravo, bravissimo. Bravissimo, da te non me l'aspettavo. Un colpo di classe di questo tipo. Ottimo. Ottimo. Ottimo, bravo. Ottimo, si respira un pochettino, ragazzi, si respira un pochettino perché qui l'aria si stava facendo pesante. L'aria si stava facendo pesante. Vediamo lui che cosa c'ha in mente nei suoi loschi piani. Poi non so cosa c'è in mente, forse nulla, sta semplicemente cercando di spaventarmi, ma noi non ci facciamo spaventare così. Non questa volta, non in questo modo. Tipo quelle frasi da film. Non questa volta, non in questo modo. Ok, ci sarà il modo per darti il matto! Mamma mia, un 2224 annientato con il gambettone. Ragazzi, abbiamo avuto la dimostrazione per l'ennesima volta che la nuova difesa a 300 sta per essere sostituita. Mamma mia, che bomba, e questo è proprio da analizzare. Che bomba, ragazzi, che bomba. Guardate qui con un bel +2.6 in apertura al bianco e già qui si inizia a soffrire. Oddio, qui mi diceva di giocare cavallo C6, sarebbe stata molto meglio. Su C3, C per D4, C per D4, cavallo B2. Quindi prima sviluppare il cavallo, sono stato troppo materialista. C per D4, donna B4, per fortuna era corretta. E qui cavallo C6 dava un vantaggio di -3 e 1. Mentre che cosa ho fatto?
cambio da comunque vantaggio al nero F6. Ora dovevo giocare. Come si fa a giocare F6? Su questa comunque è leggero. Vantaggio sempre al nero che doveva giocare A6, invece materialista fino in fondo. Alfiere C7 dovevo giocare, niente, cavallo A6. Alfiere qui, leggero, sempre vantaggio del nero. Ok, niente qui, c'è cavallo C5, sempre le parità, praticamente parità. F5, torre F8, cavallo G4 perché non c'è nessun attacco di scoperta, in effetti, però ho avuto FIFA. Torre C7, cavallo G4 mi dice sempre. Qui volevo semplificare la situazione. Cavallo per A5 che non ho fatto. Su questa chiaramente lui perde il pezzo, mamma mia, 12 secondi il mio avversario sul suo orologio e qui il resto chiaramente è storia. Ragazzi, state assistendo alla nascita della nuova... in realtà è già teorizzato questo gambetto, non posso inventarmi nulla di che, però bene, 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 molto bene. Ragazzi, mi raccomando, andate a guadagnare almeno 100 punti elo con questo gambetto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!